Si è svolta presso il locale Sciuscià la presentazione ufficiale del candidato a sindaco di Sora per il centrodestra, l'avvocato Federico Altobelli. Dopo la rinuncia nei giorni scorsi del dottor Giuseppe Ruggeri, la coalizione a sostegno di Altobelli, composta da Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Cambiamo, Coraggio Italia ed UDC, si dice soddisfatta per aver individuato l'uomo giusto al momento giusto, con ideali di centrodestra, moderato, ma soprattutto un professionista stimato e competente, con un bel carattere ed una gran voglia di mettersi al servizio della città. Ed il candidato si mostra orgoglioso di rappresentare la coalizione di centrodestra unito ma aperto al mondo civico. Tante le idee da portare avanti. Posso soltanto questa sede riassumerne i punti principali, quelli soprattutto dell'ammodernamento della macchina burocratica, la macchina amministrativa. Credo che sia un nodo importante, un nodo cruciale per poi liberare tutte quelle che sono le energie, le iniziative che vengono dal territorio. Io sono sicuro che se riusciamo a snellire l'iter burocratico, le pratiche, le pastoie diciamo, amministrative, riusciamo a dare voce a quelle energie che ci sono già nel territorio e che aspettano solo di essere liberate. E poi una cosa importante, sempre nell'ottica dei valori di centrodestra che noi rappresentiamo, è quello di cercare di portare per quanto possibile una defiscalizzazione delle imposte e delle tasse di competenza comunale. Noi pensiamo che in questo momento, che è un momento particolare, che è noto a tutti, dove speriamo di ripartire, insomma, anzi sono sicuro che dovremo ripartire anche con l'aiuto dei consistenti finanziamenti che arriveranno dall'Europa. Penso che le nuove iniziative giovanili, femminili, debbano essere aiutate con una grossa riduzione dei carichi fiscali di competenza naturalmente comunale e sempre naturalmente nei vincoli di bilancio che comunque quelli non si debbono per forza rispettare. E poi tutto cercare di entrare nei tavoli anche sovracomunali per cercare di valorizzare quelle che sono il problema dei trasporti, incentivare, migliorare la viabilità del territorio, sia su strada che su ferro. Insomma, diciamo che io invito a vedere un programma che è stato stilato, che è veramente completo e esaustivo su tutto. A portare il sostegno al candidato i referenti nazionali dei partiti della coalizione, come l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, il senatore di Fratelli d'Italia Massimo Ruspandini, il segretario nazionale dell'UDC Angelo Dovidio, il coordinatore provinciale della Lega Nicola Ottaviani e la portavoce cittadina per l'UDC Simona Mastroianni. Federico Altobelli è pronto ad essere il sindaco di tutti i sorani affinché i cittadini tornino a credere nella possibilità di crescita di questa bellissima città. Sarò il sindaco di tutti perché sono sorano. Io penso che noi abbiamo la fortuna di vivere in un posto che geograficamente non ha pari in tutto il nostro paese, quindi conosco le bellezze che vanno valorizzate e conosco le problematiche che vanno risolte.